Leader dell'Italia dei Valori, ben trovato innanzitutto. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buon Natale. Grazie anche a lei, onorevole. L'ha letta tutta l'agenda, tutte e 25 le pagine? Certo che l'ho letto, l'ho stampato, l'ho letto e riletto e ho detto, e che ha fatto fino a mo'? Scusate se lo dico un po' anche in di pietrese, perché quelle cose le doveva fare, doveva togliere il falso in bilancio, doveva ridurre le tasse, doveva ridistribuire in modo più equo il carico sociale e così via. Quindi è un Monti che si presenta per dire che vuol fare ciò che lui non ha fatto. A me pare che quindi sia poco credibile sul piano personale e soprattutto una campagna elettorale improntata sulla confessione, sulla reoconfessione di ciò che non è stato capace di fare. Tendenzialmente lei però non è, da quello che capisco, in disaccordo con quelle 25 pagine. Dice, le aveva promesse prima? Tutti sono d'accordo sulla botte piena la moglie ubriaca. Il problema non è far quadrare i conti, è chi paga il conto. Io perché ho contestato Monti in questi anni? Vorrei ricordare che l'Italia dei Valori è l'unica formazione politica che ha fatto opposizione in tutti e 5 gli anni. Prima Berlusconi e poi Berlusconi travestito da Monti, perché adesso Berlusconi spara a zero su Monti, ma vorrei ricordare che Monti ha fatto tutto ciò che ha fatto in continuità con quel che aveva fatto lui. Ciò premesso, io ho sempre detto che l'agenda delle cose urgenti da fare andava nel senso di ridistribuire il carico sociale, cioè di chi deve pagare le tasse, di come deve essere spese i soldi in un modo diverso da quello che ha fatto Monti. Io non è che ce l'ho con lui perché porta il lode, ce l'ho con lui perché ha favorito le grandi speculazioni finanziarie, ha favorito il sistema bancario. Nell'ultima legge di stabilità ha dato 3 miliardi al Monte dei Paschi di Siena e le poteva dare agli esodati o piuttosto ai pensionati. Di Pietro, secondo lei a chi va a levare più voti e a più credibilità a Monti? Al PDL o al PD? Ma io credo che in realtà c'è un gioco di potere sopra le nostre teste che sta uccidendo la democrazia. In realtà il nostro paese è in mano a una lobby nazionale e internazionale di persone potenti che, come avete visto, sponsorizzano di qua e di là dal Tevere Monti soltanto perché appunto fa gli interessi di questa particolarissima e potentissima categoria che non fa gli interessi di tutti. Ma secondo lei c'è già l'accordo anche tra Monti e il Partito Democratico? Sarà possibile un accordo futuro? E a quel punto lei come giudicherà il PD, che insomma era ovviamente un partito a lei molto vicino? Ma io mi appello al Partito Democratico affinché torni allo spirito per cui è nato, quello di una più equa ridistribuzione delle fasce sociali per ciò che riguarda il carico delle responsabilità. Oggi come oggi con il governo Monti ci sono la divaricazione fra pochi che stanno troppo bene, troppi che stanno troppo male è evidente, tanto è vero che mentre si fa passare l'idea che abbia risolto tutti i problemi del Paese, tutti i giorni ci sono proteste, scioperi, disperazione, famiglie che non arrivano a fine mese. In questo senso il Partito Democratico deve fare una scelta: o vuole continuare il percorso avviato da Monti e vedrà l'Italia dei Valori e tutte quelle forze politiche, sociali, movimenti, associazioni unite in un'unica realtà per proporsi in alternativa adesso e proporsi agli elettori in alternativa adesso, o ripensare, ridisegnare le proprie finalità, il proprio programma politico e dare un taglio netto. Faccio un esempio concreto. Noi abbiamo raccolto 1 milione di firme per un referendum sulla riforma Fornero. Il Partito Democratico, con riferimento alla riforma Fornero, quello che permette di licenziare anche ingiustamente dei lavoratori, se andrà al governo lo cancellerà oppure su questo, da quello che abbiamo capito, l'articolo 18 verrà tenuto così com'è, così ha detto Bersani, poi bisognerà vedere sull'altro se ci si sposterà più il fassino sui chinali. Di Pietro, la voglio portare proprio a casa sua, giustamente, ecco, si chiude un 2012... Ma solo una cosa, scusi, che ci azzecca il centrosinistra con la riforma Fornero? Il centrosinistra siamo noi che siamo battuti contro la riforma Fornero. Senta, il 2012 come si chiude per Di Pietro? C'è stato sicuramente un calo all'interno dell'Italia dei Valori per quanto riguarda il consenso popolare, ovviamente poi un calo che sarà da testimoniare ovviamente quando si riandrà alle urne. Siete pronti di fondo a questa alleanza? Siete pronti a federarvi sotto ad esempio una figura come Ingroia? Potrà essere lui il vostro candidato premier? L'Italia dei Valori in quest'anno non ha accettato la logica che per
i propri comodi si arrendeva ai propri principi, e per questa ragione dentro il Parlamento si è opposta all'agenda Monti e si è opposta anche a alcune decisioni che non ci hanno soddisfatto per quanto riguarda la trattativa Stato-mafia. Detto questo, ne stiamo pagando le conseguenze, ma siamo felici di farli perché almeno siamo stati coerenti con noi stessi. Per quanto riguarda come ci presenteremo alle prossime elezioni politiche, senz'altro l'Italia dei Valori ci sarà, da sola o ben accompagnata, nel senso che noi ci siamo fatti promotore per mettere insieme tutti quei partiti, quei movimenti, quegli esponenti della società civile che in quest'anno hanno fatto sentire la loro voce e sono disponibili a metterci la loro faccia per un'alternativa. I movimenti ci sono. Quindi In questo Antonio Ingroia, che nei prossimi giorni dovrà sciogliere la riserva, se vuole essere il nostro punto di riferimento, ben venga, ne siamo onorati. Grazie Di Pietro per essere stato con noi. Ovviamente. A lei, arrivederci. Arrivederci, buon Natale, auguri. Siamo adesso al